Una bufera giudiziaria si è abbattuta in queste ore su vari enti pubblici, tra cui l'Ater di Venezia, l'ente che gestisce la cosiddetta edilizia popolare. Agli arresti domiciliari infatti è finito il direttore Aldo Luciano Marcon. L'indagine, partita 2 anni fa e coordinata dal magistrato padovano Federica Baccaglini, ruota attorno ad appalti per lavori di ristrutturazioni di scuole, caserme e case popolari. 8 in tutto le persone arrestate da carabinieri e guardie di finanza, tra cui funzionari pubblici, imprenditori e appunto il direttore dell'Agenzia Veneziana per la Casa. L'intera indagine, che va quindi ben oltre il coinvolgimento dell'Ater, ha numeri importanti. L'indagine nasce circa nella metà del 2010 e si sviluppa fino alla metà del 2012. Riguarda 40 gare complessivamente per importi complessivi di 4 milioni di euro. Gli enti pubblici coinvolti sono il Comune di Padova, la Provincia di Padova, l'Ater e l'Esercito Italiano. Le fiamme gialle si sono presentate negli uffici di Dorsoduro, non lontano da Piazzale Roma, per esaminare documenti e fascicoli. Secondo i carabinieri si trattava di un sistema consolidato di gestione di piccoli appalti per la ristrutturazione di opere pubbliche, scuole e caserme. Si parla dell'Ater perché l'Ater movimenta grosse somme per il proprio patrimonio immobiliare e quindi ci sono molte gare che hanno riguardato l'Ater. Ecco, io vorrei evidenziare a fattor comune, come per esempio anche per la provincia e gli edifici scolastici. Stupore tra i dirigenti Ater che affermano di collaborare con le forze dell'ordine per portare a galla al più presto la verità. Il Consiglio di amministrazione valuterà ora le prossime mosse. Non ce l'aspettavamo, cioè comunque la nostra posizione, la posizione del nostro Consiglio di amministrazione o comunque di Ater è quella di massima fiducia nell'operato della magistratura. Contiamo che si faccia quanto prima chiarezza su tutta la vicenda.